ragazzi di ricette da sballo. Allora ragazzi, buongiorno a tutti. Domani si parte per Agadir in Marocco, quindi da lì poi faremo dei video in cui sarà descritto praticamente il mangiare marocchino. Maggiormente approfitteremo e mangeremo pesce, perché poi ad Agadir in Marocco il pesce è proprio la base principale. Oggi però faremo un piatto veramente straordinario che ho intenzione di fare da molto tempo. L'unico problema che io ho è che non ho una forma quadrata piccola da mettere in forno, quindi automaticamente dovrò scegliere un'altra forma. Noi lo chiameremo, normalmente si chiama lo scrigno segreto come piatto, però noi la chiameremo la cupoletta segreta, perché come cupoletta c'ho questa qua in Pirex che può andare nel forno ed è l'unica cosa che io ho, quindi non ha la forma, una forma quadrata, quindi ci vuole un qualcosa che sia di piccolo. Che cos'è? È un piatto tipicamente bolognese. Io lo farò con tutti gli ingredienti che sono già preparati, però voi al limite, avendo più tempo, più possibilità, potete farlo anche con cose che andate a preparare stesso voi. Allora, è un piatto bolognese, tipicamente si prepara con della pasta brisée, che fungerà da cupoletta oppure da scrigno, come volete chiamarlo voi, della besciamella e una specie di ragù che faremo di besciamella e prosciutto. Poi i ravioli in questo caso, per questo piatto ci vogliono proprio i ravioli mortadella e prosciutto, sono quelli più saporiti, però io ho voluto scegliere, per cambiare, carciofi e speck. Poi 2 uova, ok, e poi logicamente il forno è un contenitore adatto, poi logicamente non manca un po' di burro, solite cose ragazzi, quindi burro, sale, pepe eccetera. Allora, è un piatto molto simpatico perché è un piatto che può essere mangiato freddo, tiepido e caldo. Logicamente è sempre meglio tiepido, però è un piatto che può essere portato anche in giro, per esempio tipo un picnic, perché voi avete la qualità della pasta all'interno della pasta e poi avete questa pasta brisée, quindi è un piatto che è molto buono, che ho mangiato, però ho mangiato l'originale, cioè fatto la pasta brisée fatta a mano, i ravioli fatti a mano, l'ho mangiato proprio a Bologna, il ragù di besciamella tutto fatto a mano, quindi non sono ingredienti che sono già preparati. A me ugualmente verrà buono, però poi in fin dei conti fare le cose con le proprie mani è tutto un altro discorso. Però non ho tempo perché devo preparare le valigie, oggi sto da solo, devo preparare le valigie perché quando si va con Elio è un po' più complicato la situazione, quindi noi faremo oggi questo piatto. A più tardi, adesso preparo prima di mangiare a quelle dolci creature e poi dopo iniziamo questa ricetta. A più tardi. Voilà. Allora ragazzi, come prima fase ho incominciato a tagliare 2 fette di prosciutto. Ora qui è come diciamo i tortellini, voi potete divertirvi più come vi piace. Automaticamente una parte noi la facciamo dorare con il burro, dopodiché andremo ad aggiungere la besciamella e faremo siano 1-2 minuti di cottura, giusto per far insaporire la besciamella con il burro e il prosciutto, quindi incomincia a saporirsi e quindi automaticamente aggiungeremo anche un po' di pepe, potete aggiungere del prezzemolo, cioè potete insaporire per bene la vostra besciamella. L'altra metà noi la andremo a mettere a crudo sopra la pasta che poi verrà a riempire lo scrigno magico, ok? Logicamente io vi consiglio sempre di non esagerare, che in questo caso serve solo il burro per dare una doratura al nostro prosciutto, non è che deve sapere di burro, quindi è inutile abbondare sulle quantità
perché abbondare sulle quantità significa ingrassare e significa poi far uscire un piatto molto grassoso, perché dovete pensare che alla fin fine è un piatto abbastanza pesantuccio, perché c'è la pasta brisée, ci sono i tortellini, c'è la besciamella, quindi automaticamente diventa un piatto che è abbastanza pesante. Infatti io quello che consiglio sempre è di mangiare solo e esclusivamente il piatto, un piatto, quello che sia, non so. Qua sto preparando ai nostri 4 cagnolini. Oggi gli ho fatto sempre il fegato di vitello, che verrà messo alla fine perché altrimenti si indurisce troppo, quindi è stato già cotto però logicamente. Allora, quindi adesso noi andremo a mettere il nostro prosciutto e lo facciamo praticamente dorare. Lui prende sia la croccantezza, però poi tutto l'insieme darà anche un gusto alla besciamella. Logicamente quello che vi consiglierei è sempre di girare per evitare che tutto il prosciutto si attacchi, e quindi potete tra un minuto, quando tutto si sarà praticamente quando tutto sarà abbrustolito, potete aggiungere poi anche la besciamella. Il prosciutto sta andando. Una cosa, ho aggiunto logicamente anche un po' di pepe. Attenzione assolutamente al sale, perché il sale è presente già nel prosciutto e quindi potrebbe creare non pochi problemi. Quindi il sale io penso che non deve essere messo assolutamente, perché può essere pericoloso, diciamo. Quindi il mio consiglio è di regolarvi assolutamente con il sale, molto importante, fare molta attenzione al sale. Quindi facciamo una bella cottura qui adesso di un paio di minuti, che diamo il tempo che si insaporisce tutta la besciamella, dopodiché questa besciamella servirà, andremo a mettere i nostri tortellini all'interno e poi tutti i tortellini insieme alla besciamella andranno a riempire lo scrigno magico. La nostra besciamella è pronta, quindi voi potete lasciarla stare lì, quindi farla raffreddare, oppure io mi metterò all'opera giusto dopo finito qui il riso, che metto la pentola dell'acqua per cuocere i ravioli. I ravioli in questo caso hanno sempre una cottura molto rapida. Voi dovete tener conto che il raviolo riceverà una cottura di 25 minuti nella besciamella, e la besciamella in fin dei conti è molto liquida, quindi automaticamente punge come se fosse l'acqua. Dovete fare un po' d'attenzione e dovete cuocere i ravioli giusto un minutino, così, proprio per dare la morbidezza alla pasta. Poi dopo verranno cotti insieme alla pasta brisée e la besciamella, e quindi qui ci vogliono ben 25 minuti di cottura, quindi dovete fare un po' di attenzione per quanto riguarda la cottura dei ravioli. Io consiglierei, adesso io per esempio ho questi ravioli qui che sono di una marca buonissima, lui è molto bravo, D'Angelo si chiama, infatti voi dovete tenere conto che qua costano 6 euro questi pacchettini così, quindi noi qua dice 4 minuti, mentre io praticamente farò un solo minuto giusto per ammorbidire un po' la pasta, dopodiché metterò i ravioli nella besciamella e quindi riempirò il nostro scrigno magico. Allora ragazzi, continuiamo, abbiamo finito il riso per i cagnolini, adesso abbiamo messo l'acqua con il sale per bollire, in questo caso i tortellini che andranno bolliti siano un minutino. Nel frattempo però è molto importante che voi
vi regolate il vostro forno all'altezza del vostro contenitore. Dico il contenitore quadrato perché in fin dei conti è uno scrigno, quindi dopo la parte di sopra, che è molto più interessante, molto più gradevole da guardare, è la parte diciamo che si vedrà, quindi se è quadrato o rettangolare o un piccolo quadrato è molto più gradevole, perché poi la parte di sopra, che è molto più bella da vedere, va sopra e quindi la parte di sotto tende ad appoggiare, mentre in questo caso la parte di sotto non andrà ad appoggiare, quindi può darsi che si rischia che lo scrigno cade di qua e di là. Vabbè, ma adesso noi andremo a verificare dopo. E quindi anche la grandezza è importante, perché vedete, per quei tortellini qua prendere un qualcosa di enorme, grande, non serve praticamente a niente. Molto importante però osservare che dovete prendere la misura nel forno, quindi prima di accendere il forno, che è bollente, a freddo vedete la misura del vostro contenitore se va in altezza. Questa è una cosa molto importante. Allora, quindi potete nel frattempo anche accendere il forno in modo che lo fate diventare già caldo, e nel frattempo potete prendere anche un'altra ciotola per mettere un uovo che andrete praticamente a rompere, perché quest'uovo è quello che darà la doratura alla parte che voi andate praticamente a vedere, perciò diventa molto più interessante il piatto. Quindi prendete un uovo, voilà, logicamente non come me che ho fatto cadere delle scorzette che logicamente andrò a togliere. Allora, un pezzo di scorza non lo riesco a trovare, quindi mo girando può essere che riusciamo praticamente a trovarlo, però se non lo troviamo poi non ce ne frega un cazzo praticamente. Allora, quello che vi volevo dire è che in questo caso non c'è bisogno di condire l'uovo con del formaggio, il pepe, le solite cose, perché l'uovo servirà solo come, eccolo là, l'ho trovato, l'uovo servirà, eccolo qua, servirà solo per dare la doratura alla pasta, perché la pasta brisée è una pasta che diciamo che non diventa molto scura, quindi ha bisogno dell'uovo per avere quell'effetto scuro sopra. Voilà. Perciò vi ho detto che ci vuole quello là quadrato, perché è meglio. Potete prendere anche uno di questi pennellini per spennellare sopra. Voilà. Quindi abbiamo acceso il forno, abbiamo preparato questo, dobbiamo solo mettere la nostra pasta all'interno. Queste paste qua sono con dei fogli da forno, io vi consiglierei di utilizzarli. Se casomai non li voleste utilizzare, dovete logicamente sempre un po' imburrare il tegame, quello che voi fate, ok? Allora ragazzi, la pasta non deve essere bucata come normalmente si fa in queste paste quando andiamo a fare il nostro ripieno. Quindi le paste in questo caso qui non devono essere bucate, dovete lasciare sempre la parte sopra, che tenderà poi a essere utilizzata come coperchio, quindi è molto importante non bucate la pasta, ok? Siamo arrivati quasi all'ebollizione. Adesso facciamo fare le belle bolle blu 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 blu. Logicamente l'acqua è salata. Quindi adesso andiamo a mettere i nostri tortellini, che come ripeto faremo fare una cottura di un solo minuto. Dopodiché i tortellini con la pasta ne andremo a prendere e li andremo a mettere direttamente nella besciamella che è tiepida. Voilà. Allora ragazzi, abbiamo fatto fare quindi la nostra cottura di un minuto, come vedete sono già belli gonfi, tendo a colare
andremo a inserire la nostra pasta senza continuare la cottura nella besciamella. Logicamente andremo a mischiare il tutto. Non guardate che la cucina è sporca, perché io in questo momento non posso lavorare, quindi lavorerò a terminato tutto il lavoro. Voilà, quindi diamo la girata. Perché ho fatto fare prima la besciamella? Perché la besciamella non dovrà essere inserita praticamente bollente, perché la pasta brisée è una pasta che tende a sciogliersi, perché la maggior parte della pasta brisée è composta anche da burro, acqua e farina, quindi è necessario. Allora, vedete, adesso andiamo a riempire tutto il nostro stampo, andiamo a mettere tutta la nostra besciamella, quindi praticamente la besciamella può far rompere la pasta, sia il peso che praticamente anche il fatto che, essendo liquida, può creare praticamente un problema del genere. Allora, compressate bene. Adesso andremo ad aggiungere il nostro prosciutto che abbiamo rimasto prima. Andremo ad aggiungere un po' di parmigiano e un po' di prezzemolo. Un attimo solo, che è un'operazione che devo fare a due mani. Allora, abbiamo messo quindi il nostro parmigiano e il pepe. Prima ho detto prezzemolo, però l'idea non è che è male, voi potete aggiungere anche prezzemolo e basilico per dare un po' più di sprint, di sapore. Allora adesso è arrivato il momento di chiudere. O chiudete creando un fiocco che poi andate praticamente a tagliare, o chiudete leggermente il tutto seguendo praticamente una rotazione, voilà, in modo che tutta la pasta si unisca. Come vedete, nonostante che io faccio sempre molta attenzione, un po' di pasta qui si è rotta, però comunque non ce ne frega una capocchia. Allora adesso spennelliamo con l'uovo sopra. È strano sto uovo, non è giallo, è un uovo normale. Fate sempre molto attenzione, dovete essere abbastanza delicati, perché altrimenti rischiate di romperla la pasta. Voilà. Allora adesso nel forno a 200 gradi per 25 minuti minimo, però poi dovete voi controllare se sopra si è creata la crosticina nel senso che si è tutto scurito e si è creata questa crosticina. Se non si è creata la crosticina significa che deve stare ancora un altro po' di tempo. Comunque 25 minuti a 200 gradi normalmente è il suo tempo di cottura, però comunque verificate sempre voi. È stato messo in forno, quindi facciamo 25 minuti a 200 gradi, voilà, e quindi rimaniamo là in forno e ci sentiamo tra poco per vedere il risultato di come è venuto. Anzi, tra poco, penso praticamente un'ora e mezza, perché io dopo la cottura lo rimarrò tiepido, non lo voglio mangiare caldo, e quindi, perché comunque ho da finire di preparare le valigie e devo finire di pulire qui la situazione. Oggi non c'è lo schiavo. Ciao a tutti maiali, a più tardi. Voilà. Allora ragazzi, la nostra torta è, cioè il nostro scrigno magico è praticamente terminato. Adesso la cosa importante è che se voi avesse utilizzato il burro, allora lo dovete sfornare adesso, cioè dovete togliere tutto dallo stampo adesso, perché altrimenti la pasta si attacca e quindi automaticamente sarebbe rischioso, perché si potrebbe rompere.
Però dovete fare lo stesso molta attenzione, perché come vi ho spiegato la pasta brisée è una pasta formata da burro, quindi automaticamente mo che è calda è praticamente ancora molto morbida, ed è il peso che c'è al suo interno è molto più pesante della pasta e quindi si rischia di rompere. Quindi automaticamente adesso io consiglierei, in questo caso per chi avesse utilizzato il foglio di carta a forno, consiglierei di cacciarla da forno, metterla sul piano senza toglierla dallo stampo. Solo quando avete deciso di mangiarla la togliete dallo stampo, anche se casomai dovesse andare in non so, in un picnic, quindi ve la dovete portare appresso, vi consiglio di rimanerla sempre nello stampo. Perché è molto delicata, fino a quando non si raffredda tutto, perché voi dovete tener conto che la pasta ha assorbito la maggior parte della bechamella, quindi adesso tende a solidificarsi il tutto. Noi cacceremo adesso il nostro scrigno magico, lo metteremo qua e lo metteremo a raffreddare all'incirca un'ora, e quindi a temperatura ambiente, logicamente parliamo. Ok, a più tardi. Allora ragazzi, ecco terminato il nostro scrigno magico, che andremo ad aprire più tardi. Se non me lo dimentico faccio vedere praticamente come è venuto. Ok, allora a più tardi. Voilà ragazzi, ecco pronto. Vedete, io l'ho tolto ancora caldo, mi è venuto voglia di toglierlo, l'ho tolto ancora caldo, vedete si è aperto, quindi toglietelo freddo e rimane bello sodo. Quando tagliate è bello sodo all'interno, molto buono, veramente un piatto eccezionale. Normalmente si dovrebbe fare con tortellini al prosciutto e mortadella, però comunque ho un piatto molto fantasioso, quindi potete utilizzare quello che a voi più piace. Allora ciao a tutti ragazzi, mo non lo apro perché ci vuole ancora un po' di tempo, che è ancora un po' caldo, quindi non lo voglio aprire, lo voglio far raffreddare bene. Ho tolto dallo stampo proprio per fare in modo che si raffredda prima, però quando lo andate ad aprire trovate i tortellini dentro, che sono una delizia. Logicamente questo è per 2 persone, state a fare attenzione che è abbastanza calorico. Ciao a tutti. Allora ragazzi, come vedete, servizio veramente fatto a regola d'arte. Vedete che è rimasto umido all'interno ma non cola, veramente molto buono, e devo dire la verità anche un profumino che non vi dico, veramente non vi dico. Allora buon appetito a tutti, domani si parte, domani mattina, no, domani pomeriggio si parte, andremo ad Agadir, in Marocco, e quindi poi facciamo delle ricettine da sballo lì ad Agadir in Marocco, nel senso che andiamo al ristorante e vediamo quello che hanno da offrire. Ciao a tutti, io mangio perché ho fame. Beh ragazzi, mi dovete scusare che riprendo. Da realizzare assolutamente, io me lo sono mangiato solo io quel pezzo che voi vedete mancante, quindi da realizzare assolutamente, perché è veramente buonissimo, quindi fatelo. Ciao a tutti.